TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 2:30 di stanotte per soccorrere 3 pescatori a bordo di un'imbarcazione finiti in acqua di fronte all'imbarcadero San Zaccaria. Provvidenziale l'intervento degli operatori giunti con 2 autopompe lagunari che hanno recuperato i 3 uomini, insieme al personale sanitario del SUAM 118. La barca è stata poi ancorata su una bricola sott'acqua, in attesa di essere recuperata in giornata dai sommozzatori del nucleo regionale del Veneto. Cambiamo argomento. Ultima tappa a Venezia per il vaporetto Rosa. Questa mattina in riva da San Biasio, di fronte al Museo Storico Navale, si è concluso l'Ottobre Rosa 2025, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per l'occasione il teatro La Fenice ha portato a bordo del vaporetto la propria musica grazie a una raffinata formazione cameristica tutta al femminile, composta dalle flautiste Claudia Pighe e Margherita Russo e dalla violoncellista Margherita Curti. Quest'anno sono state effettuate centinaia di visite a bordo del vaporetto, che per tutto il mese di ottobre durante le diverse tappe veneziane ha promosso la sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, una patologia che ogni anno colpisce milioni di donne in tutto il mondo. Ci spostiamo a Noale. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la città di Noale propone una serie di iniziative di sensibilizzazione e riflessione dedicate al tema del rispetto della parità e della lotta alla violenza di genere. Si comincia con dialogo tra una madre e una figlia, stop alla violenza domestica ed economica. Sei solo una mano di distanza dall'aiuto che ti serve. L'incontro si svolgerà mercoledì 5 novembre prossimo, ore 15:30 a Palazzo della Loggia, Piazza Castello 55 a Noale. Passiamo allo sport. La tappa della Lee Family Run di Sandona di Piave, l'ultima del circuito di promozione sportiva organizzato da Venice Marathon e originariamente in programma lo scorso 11 ottobre ma poi annullata per motivi logistico-organizzativi, è stata inserita in calendario nella giornata di venerdì 14 novembre. Il villaggio sarà come sempre ospite di Piazza Indipendenza, con apertura dalle ore 8, partenza prevista alle ore 10, e si svilupperà lungo un percorso cittadino di circa 4 km. La Family Run sarà una grande festa per studenti e famiglie e una giornata importante di promozione della cultura sportiva. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.